Padova abbraccia Brindisi, corale commosso alla partecipazione della città dove è rimbalzata come un fulmine la notizia del terribile attentato costato la vita a Melissa Bassi, studentessa dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi. Altri 6 studenti sono rimasti feriti, 3 in modo molto grave. Una bomba è esplosa in una scuola simbolo. In città a mezzogiorno sit-in spontaneo in Piazza delle Erbe in serata manifestazione davanti a Palazzo Moroni. Qui è comparso un cartello contro ogni violenza con un abbraccio simbolico alla città pugliese e a Mesagne, il paese dove viveva Melissa Bassi, che con Padova ha un legame particolare. 200 studenti lo hanno visitato solo 2 anni fa come simbolo della lotta alla mafia, pronte a fermarsi le scuole cittadine. Non c'è alternativa, dobbiamo fermarci, dobbiamo rimettere i nostri pensieri sulle priorità. Dobbiamo farlo tutti, deve fermarsi la politica, devono fermarsi i partiti. Bandiere del comune a mezz'asta, il dramma delle ragazze di Brindisi e il dramma di tutto il paese, ha commentato il sindaco di Padova Flavio Zanonato, un gesto oscuro secondo il prefetto. Questo episodio di Brindisi è molto brutto, io sono molto scosso come tutti, del resto adesso vorrei aspettare di capire meglio perché mi sembra un episodio ancora molto oscuro per molti versi. Un dramma che rafforza la volontà di reagire e lottare contro ogni tipo di mafia alla vigilia di una settimana simbolo. Il 23 maggio ricorreranno infatti i 20 anni della strage di Capaci. Noi continueremo il nostro impegno, noi continueremo a mangiare la pasta di Mesagne, a bere il vino che viene dalle Puglie e noi continueremo il nostro impegno di Libera a contrastare ogni mafia, ogni criminalità e l'illegalità. Intanto scatta il piano di sicurezza per le scuole, un luogo ritenuto sicuro, da oggi è sorvegliato speciale.